Prendere sulla macchina, partiti in questo momento, parte piano Revolver, lo scatto di Rodrins, dal largo Rose GSO, poi ancora Rhodesia Jet, Rigoletto Jet e Rinaldo MP che presidono tutti i Revolver. I 200 di gara con il gocciatore della Rose GSO che possono già rallentare, 15,4 di trazione. Ha avuto problemi Rigoletto Jet che ha perso battute posizioni, adesso insegue a una quarantina di metri, ma non sembra fisso di camminata. Il rallentamento notevolissimo del battistrada, 32 scarsi di trazione per Rose GSO al comando davanti a Rodrins, Rhodesia Jet, Rinaldo MP, poi Revolver. E visto il ritmo lento si sta ricongiungendo Rigoletto Jet, intanto un'altra frazione in 16 abbondanti. Rigoletto ha recuperato e prova anche ad andare di fuori, ma forse con qualche problema di gestione meccanica. Il quarto intermedio in 33,3, stoppata brutale da parte di Gocciadoro, tanto che Rigoletto risale con cattiveria, lo ha anticipato Revolver, ma forse anche per prenderne la scia. Il chilometro in 20,5, e adesso ovviamente riallunga Rose GSO con Rigoletto Jet di fuori, poi Rodrins. Rigoletto perde in curva parecchio, un altro quarto in 30 staccati. È venuta male a Revolver che aveva preso la scia di Rigoletto, rimane in ultima posizione Ronaldo MP, mentre c'è sempre Rodrins a tiro dei primi. Quando si arriva agli ultimi 600 con frazione ancora in considerazione, sbaglia Rinaldo nelle altre vie, 16 scarsi il paletto, si va agli ultimi 600 metri, Rigoletto torna di fuori, non ci fossero le curve sarebbe meglio per lui. Ultima curva, in vantaggio Rose GSO, 31,5 della frazione, un miglio attorno al 2,5 abbondanti, nuove Revolver in terza ruota, ha recuperato anche lui un gap imprevisto e si hanno l'ingresso in diritto d'arrivo con Rose GSO e Rodrins nella sua scia, gli altri di fuori a costruire, addirittura d'arrivo con Rose in vantaggio. Revolver sembra il più produttivo di fuori, nel tratto ultimo la puntata di Revolver, potremmo dire lo sparo, e forse lo sparo va a segno. Gocciadoro